Buonasera, le principali notizie. La nave russa alla deriva nel canale di Sicilia viene costantemente monitorata e si teme il disastro ambientale. Il governo italiano supporta quello maltese. Ad Alicudi intanto sono sbarcati 19 migranti iraniani e iracheni, segnale di un Mediterraneo sempre più instabile. Ad Agrigento, nonno orco condannato a 8 anni per abusi sessuali sulla nipote quando aveva 11 anni. A Messina mi ha detto di avermi tradito, così Santino Bonfiglio ha confessato l'omicidio di Daniela Zinnanti, massacrata con un tubo di ferro e decine di coltellate. Per i magistrati però non è un raptus di gelosia, ma un delitto premeditato. A Palermo il manager della sanità Iacolino si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio in procura per concorso esterno in associazione mafiosa. L'inchiesta coinvolge anche il boss di Favara, Carmelo Vetro. A Catania per i continui furti di rame, interi quartieri al buio da oltre un mese tra paura e disagi per residenti e commercianti. Migliaia gli studenti che si sfidano a Catania sulla conoscenza del cervello e del sistema nervoso nella fase regionale delle Olimpiadi nazionali delle neuroscienze. Calcio, Palermo al completo per la sfida di domani in trasferta contro il Monza. Inzaghi dice: sappiamo che ci siamo. Serie C, Catania ad Altamura con l'usato sicuro. Toscano si gioca molto in Puglia. Quaini tornerà dal primo minuto, serve la vittoria per salvaguardare il secondo posto. Eccoci, buonasera. E dunque in primo piano la nave russa alla deriva nel canale di Sicilia viene costantemente monitorata a bordo a tonnellate di gasolio e serbatoi di gas. Si teme adesso il disastro ambientale. Il governo italiano supporta quello maltese. Ad Alicudi intanto sono sbarcati 19 migranti iraniani e iracheni, segnali di un Mediterraneo sempre più instabile. Adelaide Barbagallo. Il governo italiano è pronto a dare assistenza a Malta per mettere in sicurezza la petroliera russa Arctic Metagas alla deriva in zona SAR maltese a sud della Sicilia. Queste le decisioni assunte dopo il vertice a Palazzo Chigi. La nave tiene tutti col fiato sospeso, abbandonata all'equipaggio dopo una serie di esplosioni e alla deriva tra Malta e Linosa in pieno canale di Sicilia. Con il suo carico di 900 tonnellate di gasolio, consistenti quantitativi di gas e olio pesante, è una potenziale bomba ecologica. Il governo italiano condividerà con Malta il monitoraggio. Sul posto sono presenti i nostri mezzi della Marina Militare, il rimorchiatore e dei mezzi antinquinamento pronti ad intervenire. Secondo Mosca, la metaniera è stata colpita da droni marini ucraini in acque internazionali. La Sicilia, apparentemente lontana dai fronti di guerra, sembra oggi più vicina che mai agli echi del conflitto in Medio Oriente che si allarga. Dalla Turchia 5 giorni fa sono partiti questi ragazzi, tutti tra i 18 e i 20 anni, provenienti da Iran e Iraq. Sono sbarcati ad Alicudi, l'isola più remota dell'arcipelago, lasciando stupiti gli abitanti dell'isola. Abbiamo subito immaginato che comunque erano degli immigrati e subito abbiamo dato un nuovo soccorso. I profughi sono stati lasciati nella zona di Alera, sul versante più impervio dell'isola. Avevano con sé cibo e acqua, hanno acceso un fuoco e trascorso la notte all'aperto. All'alba un pescatore lancia l'allarme, diverse barche partono dal paese, un drone li cerca dall'alto. I ragazzi hanno già abbandonato l'isola, accompagnati da carabinieri e guardia costiera. E sono più di 80 i migranti tratti in salvo nelle ultime ore. La Life Support, la nave di emergency, ha soccorso 41 persone nelle acque internazionali della zona SAR libica. Si trovavano su un gommone alla deriva. La barca Vela Safira di Mediterranea Saving Humans ha salvato invece 40 migranti a circa 60 miglia a sud-ovest di Lampedusa, grazie alla segnalazione dell'aereo Seabird 1 di Sea-Watch. Voltiamo pagina, andiamo ad Agrigento. Subisci abusi sessuali da parte del nonno da quando lei aveva appena 11 anni. Solo molto tempo dopo la ragazza ha trovato la forza di denunciarlo. Sentiamo Lorena Dolci.
L'orco era il nonno che andava a trovare d'estate in Sicilia, a Montevago, nell'Agrigentino, mentre a Natale e per le altre feste era lui a ricambiare le visite, andando a trovare la figlia a Brescia. Così per anni l'uomo, oggi 83enne, ha approfittato della nipotina, da quando ne aveva appena 11 anni. Solo diventata maggiorenne, la ragazza ha trovato il coraggio di raccontare e denunciare. Il processo si è concluso con la condanna dell'uomo a 8 anni e 8 mesi. Le violenze cominciano nel 2010, durante le vacanze estive. Quell'estate ho subito tantissimi abusi, a un certo punto ho smesso di contarli, racconta la ragazza agli investigatori che aprono un'inchiesta. Quando sentivo la maniglia della porta abbassarsi, sussultavo e sprofondavo nel terrore. Anni di paura e vergogna finché una sera la madre della ragazza scopre il padre nella camera della figlia mentre lei è nuda. Nessuna spiegazione, ma la donna decide di troncare immediatamente i rapporti con la famiglia di origine. Ma i tormenti continuano, dice la ragazza. Pensavo che fosse meglio che fosse capitato a me piuttosto che a mia cugina, che era più giovane di 10 anni. Solo un percorso psicologico e altri 12 anni di tormenti le hanno dato alla fine la forza di denunciare. A Messina resta in carcere con l'accusa di omicidio premeditato l'uomo che ha confessato di aver ucciso a coltellate l'ex compagna Daniela Zinnanti e dice: mi ha detto che mi aveva tradito e così ho perso il lume della ragione. Ancora Lorena Dolci. Lei mi ha detto di avermi tradito di recente, ho perso il lume della ragione. Una scenata di gelosia finita nel sangue è la versione di Santino Bonfiglio, a cui i magistrati contestano invece l'aggravante della premeditazione. Oltre alla confessione, il giudice, che ha convalidato l'arresto, ha agli atti anche l'arma del delitto abbandonata in un cassonetto e le immagini della videosorveglianza che inquadrano l'uomo mentre nella mano destra tiene il coltello. Lui ha ammesso di averlo portato da casa e di avere trovato per strada un tondino di ferro usato per forzare la finestra e poi per colpire alla testa la donna prima di infierire con decine di fendenti. Una sequenza che non ha lasciato scampo a Daniela Zinnanti, condannata oltre che dalla violenza brutale anche dalla mancanza del braccialetto elettronico che era stato previsto ma non era arrivato. Ma questo Daniela non lo sapeva. Nell'ultimo audio WhatsApp inviato a un amico scriveva: questa volta vado fino in fondo, andrò in tribunale. Lui ha gli arresti domiciliari con il braccialetto. Non ritiro la denuncia, lo giuro sui miei figli e sulla nipotina che nascerà a maggio. Una nipotina che non potrà più conoscere. Un'altra vittima della violenza a meno di un anno dalla morte di Sara Campanella. Ieri il messaggio dei genitori della studentessa. La prevenzione deve partire innanzitutto dai genitori. Sono loro che devono, sin da piccoli, abituare i figli ad accettare un no. È così che si crescono maschi veri, uomini che non diventano carnefici. Incidente mortale questo pomeriggio sulla statale 113, la settentrionale Sicula in territorio di Patti, in provincia di Messina. La vittima, una 86enne residente a Salerno, viaggiava da solo ed era alla guida di un Alfa Romeo quando, per cause ancora in corso di accertamento, forse per un malore, ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata. Veniamo all'inchiesta che scuote in questi giorni la sanità siciliana. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il manager Salvatore Iacolino, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Intanto continuano a circolare particolari sull'indagine fra mafia e corruzione alla regione. Sentiamo Maglio Viola. Si è presentato in procura a Palermo alle 7:30 del mattino e in meno di un'ora era già andato via. Giusto il tempo di mettere a verbale la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere. Salvatore Iacolino non ha detto nulla ai magistrati che lo indagano per concorso esterno in associazione mafiosa. I suoi avvocati Giuseppe Di Peri e Arnaldo Faro vogliono prima conoscere il materiale in mano alla procura e contano sull'udienza davanti al Tribunale del Riesame, al quale hanno avanzato richiesta di dissequestro degli 88.000 euro in contanti trovati al manager e dei telefonini. In quella sede la procura dovrà portare le carte e la difesa le conoscerà. Fino ad allora non una parola sulla base delle sommarie accuse contenute nelle 14 pagine di decreto di perquisizione domiciliare notificato al manager. Ma se alla difesa non è stato notificato praticamente nulla, continuano invece a circolare negli ambienti politici e in quelli giornalistici una quantità di dati che mostrano come l'inchiesta non si limiti alle cose già note. Iacolino avrebbe aperto le porte della regione al suo compaesano, il boss
boss di Favara Carmelo Vetro, massone e figlio d'arte, essendo il padre morto all'ergastolo. Lui stesso ha scontato una condanna a 9 anni. Iacolino lo avrebbe presentato come persona affidabile alla vicepresidente dell'antimafia Bernadette Grasso, che, sentita come testimone, ha confermato la circostanza, ma anche al capo della protezione civile Salvo Cocina. Nessuno dei due è indagato. Secondo le carte, il rapporto fra Vetro e Iacolino va ricercato più indietro nel tempo e posa le basi nelle campagne elettorali per le elezioni al Parlamento europeo. Agli atti, inoltre, le intercettazioni attraverso un virus Trojan nel telefono cellulare, attraverso il quale gli uomini dello SCO avrebbero ascoltato Iacolino dire a Vetro: per questo e per quell'altro ti presento un amico piuttosto che un altro, prima di introdurlo ad esempio in almeno 2 aziende sanitarie, quella di Messina e quella di Siracusa. A Siracusa intanto si è dimessa il commissario straordinario, lasciando dietro di sé una bufera politica. Non potevo sapere chi entrava e usciva dall'assessorato, così l'assessore alla salute Daniela Faraoni commenta l'ultima inchiesta sulla sanità siciliana e sulle amicizie mafiose del super manager Salvatore Iacolino. Sentiamo Marco Gullà. Addolorata e amareggiata per la nuova inchiesta che ha scosso la sanità siciliana, l'assessore alla salute Daniela Faraoni commenta con dispiacere l'ultima inchiesta che vede anche il super manager Salvatore Iacolino indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, un'indagine che secondo l'assessore va ad eclissare il lavoro che è stato fatto fino adesso. Proprio oggi l'inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell'ospedale Cervello a Palermo. Per questo che sono fatti e accadimenti per noi dolorosi, perché di fatto è come se in questo momento la stampa si occupasse di tutto ciò, giustamente, ma anche l'opinione pubblica giustamente si occupa di fatti che in qualche maniera oscurano un sacrificio di un anno che nel mio caso, visto che io da un anno che sono qui, abbiamo fatto insieme a tutte le direzioni generali. Sulle amicizie di Iacolino e soprattutto quella con il boss di Favara, la Faraoni ha detto: rivendico l'impossibilità di sapere chi entrava e usciva dall'assessorato. Con Iacolino mi sono anche scontrata, ha aggiunto l'assessore. Certamente c'è amarezza. I carabinieri di Favara nell'Agrigentino hanno arrestato un giovane di Licata per tentato omicidio. Al culmine di una lite l'uomo ha ferito gravemente alla gola con un coltello un 44enne. Veniamo alla Palermo, dove Bruno Contrada, l'ex numero 3 del SISDE, negli anni più violenti della guerra alla mafia, è morto ieri a 94 anni. È stato al centro di una controversa vicenda giudiziaria che ha diviso l'opinione pubblica tra innocentisti e colpevolisti. Emanuela Corsi. È stato al centro di una controversa vicenda giudiziaria che ha diviso l'opinione pubblica tra innocentisti e colpevolisti. Bruno Contrada, l'ex numero 3 del SISDE negli anni più violenti della guerra alla mafia a Palermo, è morto ieri a 94 anni. L'ex super poliziotto, napoletano di nascita ma palermitano di adozione, è stato arrestato alla vigilia di Natale del 1992. Era l'anno della strage di Capaci. Secondo l'accusa avrebbe fornito informazioni riservate alla mafia, ostacolando le indagini della polizia. Nel 1996 venne condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, sentenza prima ribaltata in Corte d'Appello con verdetto di assoluzione, ma rinviata dalla Cassazione fino alla condanna definitiva arrivata nel 2007. Per l'ex 007 si aprirono quindi le porte del carcere, poi i domiciliari e ancora la fine pena nell'ottobre 2012. Nel frattempo cominciarono i tentativi di revisione del processo e gli appelli alla Corte di Strasburgo per i diritti umani. L'Italia venne condannata dalla CEDU 2 volte. Nel 2014 perché il detenuto non doveva stare in carcere quando chiese domiciliari per le sue condizioni di salute, e poi perché l'ex poliziotto non doveva essere condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto all'epoca dei fatti, tra il 1979 e il 1992, il reato non era sufficientemente chiaro. Voglio l'onore che mi hanno tolto, non ho perso la fiducia nello Stato, ripeteva in quegli anni di battaglie giudiziarie. Con la morte di Contrada tanti misteri negli anni della guerra alla mafia restano irrisolti. I funerali si terranno il 16 marzo a Palermo. Veniamo all'inchiesta sul dissesto idrogeologico che ha colpito Niscemi, che entra in una fase cruciale. I magistrati della Procura di Gela sono stati a Roma per ascoltare testimoni chiave della Protezione Civile Nazionale e ricostruire così responsabilità e ritardi negli interventi di messa in sicurezza del territorio. Gerri Italia.
La missione investigativa è arrivata fino a Roma. I magistrati del cosiddetto pool frana della procura di Gela, impegnati nell'inchiesta sul dissesto idrogeologico che ha colpito Niscemi, hanno raccolto nuove testimonianze negli uffici del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato nella capitale. Un passaggio ritenuto strategico dagli inquirenti per ricostruire la gestione dell'emergenza e gli interventi programmati nel corso degli anni su un territorio fragile più volte colpito da fenomeni di instabilità. Tra le persone ascoltate c'è Franco Barberi, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Protezione Civile, che si occupò direttamente della prima emergenza legata alla frana che interessò l'area di Niscemi già nel 1997. Sentiti anche due dirigenti della Protezione Civile Nazionale, Filippo Cadamuro e Letteria Spuria, chiamati a ricostruire il percorso amministrativo e tecnico degli interventi programmati negli ultimi decenni. L'indagine, coordinata dal procuratore capo Salvatore Vella, resta al momento a carico di ignoti e ipotizza reati di disastro colposo e danneggiamento a seguito di frana. Parallelamente gli investigatori stanno analizzando documenti e progetti legati alla messa in sicurezza dell'area. Nei giorni scorsi, su delega dei magistrati, sono stati acquisiti atti anche negli uffici del comune di Niscemi. Sotto la lente degli inquirenti i progetti di consolidamento dell'area già interessata dalla frana del 97, ma anche il piano di sistemazione idraulica del torrente Benefizio e della zona a valle dell'ex depuratore. Al centro dell'inchiesta anche un finanziamento pubblico da oltre 10 milioni di euro, destinato proprio alla messa in sicurezza del territorio e alla regimentazione delle acque del torrente. Risorse stanziate, ma lavori mai avviati. Un iter amministrativo rimasto per anni bloccato negli uffici regionali, dove soltanto lo scorso anno è stato nominato il responsabile unico del procedimento. Da settimane i magistrati stanno ascoltando persone informate sui fatti per capire se ritardi o omissioni possono aver contribuito a lasciare esposto a rischio un territorio che continua a fare i conti con le conseguenze del dissesto idrogeologico. Una breve pausa, andremo poi a Catania, dove interi quartieri restano al buio per i continui furti di rame. A Catania ormai caccia all'oro rosso, ovvero al rame, che mette KO interi quartieri. Infatti da oltre un mese senza luce le vie della Concordia, Acquicelle della Regione. Residenti e negozianti dicono abbiamo paura. Tonino De Mana. Più di un mese che siamo qua a buio, tutta la zona. Quel po' di luce garantita dalle insegne dei negozi e dai fari delle auto in transito. Per il resto è buio pesto e da oltre un mese. Emergenze nelle emergenze in alcune zone centrali di Catania, con i predatori di metalli che continuano a lasciare il segno, depredando metri e metri di cavi di rame a caccia del cosiddetto oro rosso. Senza luce, per fare qualche esempio, via della Concordia, via Acquicella, viale della Regione, piazza Caduti del Mare, meglio conosciuta come il Tondicello della Playa, zone dove il buio è fedele alleato del malaffare. Tante sono le problematiche che iniziano a presentarsi, appunto come queste del furto dei carburanti, ma altre che possono comunque nascere oppure che già ci sono. Specialmente nei quartieri più bui, già per altri motivi, che venga a mancare la luce elettrica è veramente una cosa che crea molto disagio. Tante le segnalazioni, nessuna risposta. Da qui lo sconcerto del consigliere della prima municipalità Buio. Faccio esposti ma nessuno mi risponde. Cosa si deve fare con questa luce? Perché nessuno risponde? È proprio quello che voglio capire, perché comunque le segnalazioni partono dalla municipalità, partono che li faccio arrivare direttamente alla ditta che dovrebbe operare al ripristino, ma nessuno risponde. Strade senza illuminazione e piene di buche. In altre strade l'hanno aggiustato, ma qua niente. Il rischio è praticamente ogni giorno che si facciano male i ragazzi che guidano il motorino e i passanti che attraversano la strada. Un doppio pericolo per chi si avventura in via della Concordia e dintorni. Restiamo a Catania, dove i disagi in arrivo per gli automobilisti sulla circonvallazione, in particolare al Tondo Gioeni. Da oggi fino a lunedì pomeriggio è prevista la chiusura temporanea per lavori del torna indietro su viale Andrea Doria. Il traffico in direzione Mister Bianco sarà deviato in corrispondenza del torna indietro successivo, distante 700 metri dal punto di chiusura, consentendo così l'inversione di marcia e la prosecuzione lungo la viabilità ordinaria. Gli interventi sono stati resi necessari per rendere più sostenibile e efficiente il sistema di raccolta delle acque urbane. Sono migliaia gli studenti che si sfidano sulla conoscenza del cervello e sul sistema nervoso, con domande su memoria, sonno e malattie neurologiche. A Catania la fase regionale delle Olimpiadi nazionali delle neuroscienze. Adelaide Barbagallo.
Tra i banchi a sfidarsi su temi affascinanti come l'intelligenza, la memoria, le emozioni, lo stress, con domande che mettono alla prova conoscenze sul cervello e sul sistema nervoso. Tra i possibili quesiti come distinguere l'Alzheimer, il Parkinson da altre patologie. A Catania la fase regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze, organizzata con il coinvolgimento del CNR, in particolare dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica. In tutta Italia sono migliaia gli studenti dai 13 ai 19 anni che vi partecipano. La scuola mi sta offrendo questa opportunità di orientamento anche universitario. Io vorrei fare medicina, chirurgia, e la scelta di quale chirurgia è aperta, però oggettivamente questo è un bellissimo ambito secondo me. Molto bello, devo dire comunque che anche se uno non li dovesse passare ho imparato generalmente come funziona il cervello. Io sono sempre stato appassionato di neuroscienze perché il cervello mi ha sempre affascinato. Crediamo molto nel lavoro di squadra, la ricerca è il lavoro di squadra, poi c'è la prova individuale e nelle nostre competizioni inseriamo sempre dei seminari. Giovani motivati, impegnati nello studio, un tesoro prezioso per la ricerca scientifica. L'anno scorso a vincere le Olimpiadi nazionali è stata una studentessa di Palermo, Aurora Amato. Ho studiato da dei manuali universitari e è stata un'esperienza per me bellissima, formativa. Il futuro per conoscere meglio e curare le malattie neurodegenerative parte anche da qui, da questi giovani, dalla ricerca. La gara fa parte dell'International Brain Bee, il più importante concorso dedicato alle neuroscienze per gli studenti. Breve pausa alla pagina dello sport con il calcio. Domani il Palermo sarà impegnato a Monza, mentre invece il Catania domenica trasferta ad Altamura. Eccoci al calcio, Palermo al lavoro per la delicata trasferta di domani a Monza. Rosanero al completo, Inzaghi schiererà la formazione titolare e dice sappiamo che ci siamo. Marco Bullà. Notte prima dell'esame, quello cruciale, quello di maturità. Il Palermo domani al Lu Power Stadium contro il Monza si gioca una grossa fetta di promozione diretta. È la partita più importante della stagione. I rosanero ci arrivano con la consapevolezza che vincere, fare il risultato domani pomeriggio sarebbe un break importante in campionato. Il Monza, secondo in classifica, ha 3 punti di vantaggio sui siciliani. Ecco perché per il Palermo l'esame di domani è di quelli da non sbagliare. Inzaghi dovrebbe scegliere i titolarissimi per il big match contro i Lombardi. L'organico è al gran completo, considerando i rientri dalla squalifica di Pierozzi e Blen. L'unico dubbio riguarda la difesa. Peda, uscito acciaccato dalla gara contro la Carrarese, ha recuperato e si è allenato regolarmente, ma Inzaghi potrebbe anche decidere di utilizzare Magnani. Poi spazio ovviamente a Bagni e Ceccaroni. Segre tornerà in mezzo al campo assieme a Ranocchia. Leduaron è in vantaggio su Jonsen. Dirigerà il match Daniele Doveri. Fischio d'inizio alle 17:15, stadio tutto esaurito. Ma adesso sappiamo che ci siamo, sappiamo che abbiamo riconquistato la nostra gente, sappiamo vincere le partite giocando bene, sappiamo vincere le partite soffrendo, perderemo ancora, però la cosa più positiva da quando sono arrivato è che volevo che si creasse tutto questo, ci siamo riusciti. In Serie C il Catania viaggia ad Altamura con l'obiettivo di tornare al successo per blindare il secondo posto. Toscano si affida all'usato sicuro, in mediana torna Quaini. Sentiamo Tonino De Mana. L'usato sicuro è quello che dà più garanzie. Lo sa bene Mimmo Toscano che contro l'Altamura si affiderà alla vecchia guardia per tornare al successo e scacciare qualche fantasma che aleggia dalle parti del Massimino. Accantonati i sogni di gloria, quantomeno per la promozione diretta, il Catania ha l'obbligo di blindare il secondo posto dai possibili attacchi di Cosenza e Salernitana. Un punto nelle ultime 3 partite ha spento gli entusiasmi ed alimentato malumori, ma non tutto è perduto visto che la porta, seppur di servizio per la Serie B, è ancora aperta. D'ora in poi andranno però gestite le energie pensando esclusivamente all'appendice dei playoff. Per il match di domenica in mediana si rivedranno Quaini e Di Tacchio e potrebbe esserci anche Di Noia. Recuperato Cicerelli bisognerà capire soltanto se convocarlo contro l'Altamura o per la gara interna con il Casarano. Sicuri assenti Forte e Rolfini. Al Tonino d'Angelo di Altamura ci saranno invece i tifosi rossazzurri, non tutti, visto che la trasferta pugliese sarà riservata ai sostenitori fidelizzati. La partita di domenica sarà comunque trasmessa in diretta ed in esclusiva su Telecolor. Dalle 13:30, 4 ore live con diretta stadio, presentazione della gara e formazioni ufficiali, telecronaca dei 90 minuti corredata dall'analisi dei casi arbitrali e un ricco post gara con risultati, classifiche e le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori.
Prima di chiudere un'ultima notizia: prorogato per altri 3 anni al presidente della regione Schifani l'incarico di commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica integrata per la gestione dei rifiuti. Tra gli obiettivi previsti la riduzione dei movimenti appunto dei rifiuti e la realizzazione di termovalorizzatori. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buona serata.